Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, ha invitato il Papa a visitare la città ed il territorio. L'invito ufficiale è stato consegnato questa mattina direttamente a Francesco a margine dell'udienza generale. L'occasione dell'incontro con il Papa è stata la partita della squadra dei campioni del cuore contro i dipendenti vaticani, consegnata alle elemosiniere del Papa una somma devoluta interamente ai più poveri e bisognosi. Il Papa ha ripercorso il viaggio apostolico in Mozambico, Madagascar e Mauritius nel corso dell'udienza generale. Ieri sera al rientro a Roma: sono andato come pellegrino di pace e di speranza, sono state le sue parole. Iniziano le scuole, ma manca il personale docente e ATA. La difficoltà a reperire le figure professionali necessarie è acutizzata dall'assenza di un dirigente regionale della pubblica istruzione dallo scorso gennaio. Concluse le celebrazioni giubilari a Levi per il centenario di Nostra Signora della Guardia, un cammino di crescita nella fede per la parrocchia di San Rufino che rinnova l'affidamento dei giovani a Maria. Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Dunque, come avete sentito dai nostri titoli, ha avuto un epilogo davvero imprevisto ed eccezionale la trasferta romana della squadra di calcio dei campioni del cuore, composta da politici locali, seminaristi e sacerdoti, che ieri ha sfidato in una partita a calcio a scopo benefico una rappresentativa dei dipendenti vaticani. Un incontro eccezionale, dicevamo, con Papa Francesco, prima dell'udienza generale di questa mattina. Un momento estremamente cordiale ed informale, con frequenti scambi di battute, che è stata l'occasione per il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, per consegnare direttamente al Papa un invito ufficiale a visitare la città ed il territorio. Vediamo. Un invito emozionato, formulato anche a nome del vescovo Alberto Tanasini, a visitare la città di Chiavari, che ha ricevuto la grazia dell'incontro con Giovanni Paolo II nel 1998. Lo ha formulato il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, nel corso di un breve ed informale incontro con il Papa poco prima dell'udienza generale di questa mattina. Il primo cittadino ha ricordato le radici liguri di Papa Francesco. Tutta la famiglia materna è genovese. La paterna. Di Capua ha poi ricordato al Papa le ferite dell'alluvione, la profonda devozione mariana di Chiavari e dell'intero territorio e l'avvio della causa di beatificazione di Don Nando. L'invito è stato consegnato anche in via ufficiale direttamente al Papa. Un invito che ho fatto a nome di tutta la comunità chiavarese, anche a nome di Sua Eccellenza Monsignor Tanasini, anche perché è in corso la causa di beatificazione di Don Nando ed è il nostro territorio, un territorio molto bello ma anche fragile. Abbiamo avuto 2 alluvioni a Chiavari e fortunatamente ci siamo risollevati. C'è anche una grossa devozione, Nostra Signora dell'Orto, Nostra Signora di Montallegro, Madonna di Guadalupe. Per cui io ho chiesto a Papa Francesco se viene a visitare anche i luoghi, il villaggio del ragazzo, il centro Benedetto Acquarone, creati da Don Nando. L'incontro con Papa Francesco è stato estremamente cordiale. Hanno potuto salutarlo personalmente anche i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, l'assessore regionale Ilaria Cavo, il deputato Luca Pastorino, i consiglieri regionali Vittorio Mazza, Claudio Muzio e Gabriele Pisani, Sandro Giacobbe e ovviamente i sacerdoti della diocesi, Don Luca Sardella, Don Alberto Gastaldi, Don Floranza e Don Andrea Buffoli, oltre al seminarista Tommaso Mazza. Don Buffoli ha consegnato al Papa la maglietta della Virtus Entella, sottolineandone i colori, gli stessi dell'Argentina. Ed è incredibile come abbia sempre la battuta pronta, ecco, come sia sempre pronto a dire qualcosa di simpatico, anche segno che nonostante la stanchezza del viaggio era molto presente e ci ha ricordato di noi liguri che siamo tipicamente un po', come ha detto con il braccino corto, tirchi, e quindi ci ha fatto un po' ridere e ha stemperato ancora di più l'ambiente. Da parte del Papa non è mancata la battuta sulla proverbiale parsimonia dei liguri, ma l'incontro è stato anche l'occasione per una sottolineatura che riguarda il valore educativo dello sport. Io ti darò soltanto un consiglio: non perdere la amatorialità dello sport. Lo sport, quando perde la amatorialità, si sporca. Lascia essere quel gioco libero, gioioso dello sport. Grazie della vostra testimonianza. E
come dicevamo, appunto, l'occasione di questo incontro è stata lo sport, ovvero una partita di calcio disputata proprio fra le mura vaticane dai campioni del cuore contro una rappresentativa dei dipendenti vaticani. Al di là del risultato calcistico, che riferiamo solo per dovere di cronaca, la squadra vaticana ha vinto per 6-0, la sfida ha avuto soprattutto lo scopo di consegnare all'elemosiniere vaticano la somma che è stata raccolta in diverse iniziative benefiche ed è stata devoluta tutta a persone povere e bisognose. Questa idea è nata perché questa squadra comunque è stata fondata per scopo solidale, quindi abbiamo pensato a Roma ci sono tanti senza tetto, tanti bisognosi e quindi abbiamo scelto questo evento anche perché comunque la rappresentativa del Vaticano è una squadra di tutto rispetto e ci faceva piacere anche misurarci con qualcuno più forte di noi. Prima dell'incontro la consegna all'emisoniere di Sua Santità di una somma raccolta che verrà destinata ai bisognosi, appunto. Come è nata questa raccolta, che ha coinvolto? La raccolta è nata da altre iniziative che abbiamo fatto sul nostro territorio, qualcuno che ha contribuito a livello locale, ringrazio anche il presidente Gozzi dell'Entella e tutti quelli che hanno contribuito a questa raccolta. Abbiamo consegnato anche al cardinale Krajewski dei pasti che stasera potrà distribuire alla stazione Termini e quindi abbiamo cercato di completare il più possibile questa serata. Quale desiderio del cuore vi ha spinti qui a Roma per questa iniziativa? Beh, innanzitutto l'iniziativa benefica che gli organizzatori ci hanno proposto ed è bella e poi anche la passione per il calcio ci ha spinto a essere stasera in campo. Mi ha fatto piacere essere qui, accompagnare, dare un senso istituzionale a questa bellissima iniziativa che unisce davvero tutti ed è il simbolo di come davvero lo sport abbatte tutto e permette un grande gioco di squadra nel nome della solidarietà. Abbiamo in campo consiglieri, sindaci, consiglieri regionali, insomma di tutti gli schieramenti politici e sono insieme con gioia per fare del bene. Credo che sia un grande segnale di quanto lo sport davvero possa unire e fare del bene. Da chi è formata la vostra compagine? Allora, la nostra compagine è formata da tanti dipendenti di vari enti, dicasteri e amministrazioni collegate con la Santa Sede. Pertanto siamo tutti dipendenti vaticani, per dirla in parole povere. Facciamo questa cosa a fini di beneficenza. Quando capita l'occasione, ci si presenta l'occasione di poter aiutare qualche fratello meno fortunato di noi, questo è il nostro scopo. E come sentivamo anche dalle interviste, il Papa non è apparso per nulla affaticato dal viaggio apostolico in Africa che si è concluso proprio ieri sera. Stamani, come di consueto dal rientro dei viaggi apostolici, Francesco ha ripercorso nella catechesi dell'udienza generale le tappe del suo itinerario che lo ha portato in Mozambico, Madagascar e Mauritius. Sottolineando che la speranza del mondo è Cristo, il Papa ha ricordato di essere andato a spargere semi di pace e di riconciliazione che auspica portino frutti abbondanti per quei popoli. Il Vangelo di Gesù, ha ricordato il Santo Padre, è il più potente lievito di fraternità, di libertà, di giustizia e di pace per i popoli. Francesco ha poi spiegato di aver cercato di portare questo lievito, il lievito di Gesù, alle popolazioni che ha visitato come pellegrino di pace e di speranza. Francesco ha dedicato un passaggio della catechesi a ciascuna delle tappe del viaggio, ricordando i sorrisi, i volti, le immagini, le preghiere che così intensamente in questi giorni hanno accompagnato il suo viaggio. In conclusione, il Papa ha ricordato il gesto che tradizionalmente compie ogni volta che parte e che rientra da un viaggio apostolico, ovvero l'affidamento alla Vergine Maria, venerata sotto il titolo di Salus Populi Romani. Sì, sono arrivato ieri in tarda serata in Vaticano. Prima di iniziare un viaggio e al rientro vado sempre dalla Madonna, dalla Salus Populi Romani, perché sia lei a accompagnarmi nel viaggio come madre, a dirmi cosa devo fare, a custodire le mie parole, i miei gesti. Con la Madonna ci vado sicuro.
Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio e chiediamogli che i semi gettati in questo viaggio apostolico portino frutti abbondanti per i popoli di Mozambico, Madagascar e Mauritius. Grazie. E ora parliamo di scuola, perché a meno di una settimana dall'inizio dell'anno scolastico gli istituti devono fare i conti con la mancanza del personale e la difficoltà a reperirlo. Il quadro è reso ancora più complesso dalla mancanza di un dirigente regionale della pubblica istruzione già dallo scorso gennaio. Ne abbiamo parlato con il segretario regionale scuola della CISL. Sentiamo. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico manca il personale nella provincia di Genova. Quali sono le figure che mancano? Le figure che dovrebbero essere presenti all'avvio dell'attività scolastica sono differenti, sono diverse. Vanno dal personale docente al personale che non è docente e che dovrebbe consentire proprio l'attività anche organizzativa contabile delle scuole, oltre che l'apertura e la chiusura dei plessi. Inoltre c'è anche una difficoltà nel reperire gli stessi insegnanti, che non sempre nella nostra provincia, ma proprio nella realtà anche proprio del nord Italia, ultimamente stanno scarseggiando. Forse perché il lavoro non sta diventando più appetibile o perché diventa sempre più difficile e complicato a causa di una serie di riforme, anche lo stesso reclutamento. L'altro grande problema nella nostra provincia è la mancata presenza dei vecchi segretari delle scuole, dei DSGA, e anche questo è l'effetto di un concorso che si è prolungato notevolmente a livello nazionale. È notizia di pochi giorni fa che è stata bloccata la nomina del direttore regionale della pubblica istruzione. Cosa può comportare questo? Noi abbiamo una serie di passaggi che vedranno adesso coinvolta anche la direzione regionale, che poi è il punto di riferimento per le istituzioni scolastiche, che dovrà fare una serie di decreti per consentire alle scuole di funzionare in tutto e per tutto. Ad esempio me ne viene in mente uno, il fatto di poter dare garanzia agli alunni che sono presenti nelle singole scuole che hanno delle difficoltà, quindi alunni disabili, di avere una presenza fissa e costante come personale docente. Questo però, come richiesta, avviene normalmente da parte di tutte le scuole, è una di quelle richieste che deve essere espletata attraverso un decreto del direttore regionale con delle deroghe sul sostegno. Sono state aggiunte 3 pratiche all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Rapallo, convocato per domani sera alle 20:30. Si tratta di variazioni di bilancio, integrazione al programma biennale degli acquisti e la richiesta di un preventivo assenso al progetto per l'intervento di demolizione di un edificio residenziale in località Chignero e la ricostruzione fuori sito in via Conca del Sole. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta domani sera su Telepace 2 al canale 85. Si sono concluse a Levi le celebrazioni giubilari in occasione del 100° anniversario dell'intronizzazione della statua di Nostra Signora della Guardia nella chiesa parrocchiale di San Rufino. Un momento di memoria ma anche di ripensamento del proprio cammino di fede, rafforzato dalla celebrazione di questo anniversario. Un secolo di presenza della statua di Nostra Signora della Guardia nella chiesa di San Rufino di Levi, un periodo lungo che tuttavia è partito da un cammino di fede antecedente e che si è rinnovato nelle celebrazioni giubilari organizzate nella parrocchia. Per la comunità parrocchiale di San Rufino credo che sia stato un tempo di ripensamento del proprio cammino di fede. Credo che a volte le date, le tappe ti danno anche, come dire, l'occasione per risvegliarti da quello che è un cammino che si può dare per scontato o può aver perso anche motivazioni e freschezza. E credo che per diverse persone questo sia stata una tappa non banale e quindi mi sembra che sia stato anche un periodo di benedizione per la comunità.
Nel giorno della festa sono stati invitati tutti i parroci che hanno guidato la comunità negli ultimi anni. A presiedere la liturgia pomeridiana il rettore del Santuario della Guardia a Genova, Monsignor Marco Granara, che ha richiamato il messaggio essenziale di Maria: fate quello che vi dirà. E ci chiede anche alla fine, dite che non ci abbandoni quando ci viene voglia invece di vivere in un altro modo. Questa è la tentazione forte di vivere un po' da vigliacchi. No? Qualcuno ha scritto che poche volte nella vita abbiamo la possibilità di essere degli eroi, ma tutti i giorni abbiamo la possibilità di non essere dei vigliacchi. A quell'immagine a cui 100 anni fa il parroco di San Rufino aveva affidato i giovani in partenza per la guerra, oggi si rinnova l'affidamento di ragazzi e famiglie secondo i 4 verbi indicati dal Papa. Le coppie dei nostri ragazzi che non si sposano più, che hanno paura, che vedono dei modelli di matrimonio che fanno pensare, allora rimandano, sono i nostri figli e dobbiamo accoglierli, accompagnare, discernere, integrare con un percorso, dice il Papa, di tipo catecumenale anche lungo, che vada oltre il sacramento stesso. Se vogliamo fare come ha fatto Gesù, come ha fatto la Chiesa dei primi secoli, che era la Chiesa originaria che ha fatto i cristiani sodi. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure vogliono ritrovarsi insieme per festeggiare l'inizio del nuovo anno pastorale. Domani sera alle 19 nella suggestiva Piazza del Sole i parroci di Santa Margherita concelebreranno la messa. Seguirà una cena speciale preparata dal Comitato Festa della Primavera, dall'Associazione Scoglio di Sant'Erasmo e da alcuni panifici e rosticcerie cittadini. Nel dopocena canti e giochi per grandi e piccini. Verrà distribuito un pieghevole che riassume le principali iniziative dell'anno pastorale. Un momento di incontro per tutti ulteriore sarà il saluto a Don Salvator Bizimana domenica 22 settembre alle 19 nell'Auditorium Santa Margherita. Il sabato successivo, 28 settembre, Don Salvator farà il suo ingresso a Certenoli e i sanmargheritesi che vorranno partecipare potranno farlo attraverso il pullman. Occorre prenotarsi telefonando al numero 338 177 8471. Con la collaborazione del Comune di Rapallo, la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio organizza la festa di fine estate. Venerdì 13 settembre a partire dalle 14:30 sulla zona rossa del lungomare Vittorio Veneto ci saranno i giochi gonfiabili. Alle 18 per le vie del centro la partita a Lancia Rossa. Alle 21 la rappresentazione dello spettacolo teatrale degli alunni dell'Istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante Musicool. La manifestazione è aperta a tutti, una festa nella città e per la città, sinonimo di porte aperte e di desiderio di vivere la gioia dello stare insieme e dell'essere comunità. Ancora una volta il teatro si propone come strumento di sostegno a Teleradio Pace. L'emittente diocesana, che non trasmette pubblicità ma vive di provvidenza e delle offerte dei benefattori, potrà contare sulla compagnia A Piedi Scalzi di Levi, che riproporrà lo spettacolo Frate Francesco domani sera alle 21 all'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Nella semplicità della condivisione di una passione, ma anche nella consapevolezza del messaggio grande espresso dalla figura di riferimento, la compagnia Piedi Scalzi di Levi si ripropone al pubblico con una replica, questa volta a Chiavari, dello spettacolo musicale Frate Francesco. L'obiettivo è quello di offrire uno spazio di ascolto e di riflessione sull'essenza del messaggio francescano. È un messaggio personale e universale. Personale perché è rivolto ad ogni persona, perché Francesco è stato un uomo che ha vissuto pienamente la sua umanità, ma ha trovato compimento quando ha incontrato Gesù. La sua umanità si compie nell'incontro con Cristo. La compagnia amatoriale ha condiviso un percorso fatto di tante tappe successive, dove la magia del teatro ha dato vita ad un gruppo, ad un lavoro di squadra in cui ciascuno ha portato il proprio contributo. È stato un cammino in crescita dove io ho visto ciascuno dei componenti del gruppo impegnarsi a fondo, impegnarsi con tutte le potenzialità di ciascuno e dare il meglio di sé. La rappresentazione sarà messa in scena negli spazi dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell'Associazione Simone Tanturli. Lo spettacolo, il cui ricavato sarà devoluto a Telepace, si propone come uno strumento di integrazione. Lo spettacolo è tradotto in lingua dei segni,
dall'inizio alla fine, canzoni comprese, e quindi darà la possibilità a tutte le persone sorde di poter seguire interamente lo spettacolo, ma anche appunto dare un segnale molto forte di integrazione, unita anche al fatto che il protagonista è un ragazzo ipovedente che ha dimostrato con i fatti quanto sia possibile comunque, grazie al teatro che è meraviglioso in questo senso, integrare diversità apparenti o sostanziali, rendendo poi sempre più forte il gruppo e soprattutto l'emotività che viene trasmessa alla gente che vede e che ascolta. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina con la nostra rassegna stampa, poi ci ritroviamo per tutti gli aggiornamenti di cronaca. Avvenire titola doppio cambio di passo, Ursula von der Leyen, presidente della nuova commissione, promette la revisione sulle regole sull'asilo, il governo tiene la fiducia anche al Senato con 169 sì, bagarre in aula, stop sulla legge elettorale. Conte intanto frena sul suicidio assistito, non è un diritto l'eutanasia. E poi andiamo invece alla fotonotizia a centropagina che arriva dalla Colombia, il leader delle FARC, pace a ogni costo, in Colombia a rischio di nuovi scontri. Di ritorno dall'Africa il Papa parla con i giornalisti, dice sui temi sociali dico le stesse cose di Giovanni Paolo II, il Papa non teme scismi e prego che non ci siano. La morte dello scrittore Mannuzzo, una fede che curava l'amarezza e poi registrazione dei figli, Parigi in retromarcia assoluto nell'affitto, Terra dei Fuochi, Biagio il vigile contro l'illegalità. Andiamo all'interno dell'Avvenire, migranti, Malta baratta lo sbarco, il diktat alla ONG, accogliamo i 5 a bordo se ritirate la denuncia penale contro il nostro governo. E intanto la nave Alan Kurdi accetta per ragioni umanitarie e l'Ocean Viking ancora bloccata con 84 naufraghi. Di questo si parla anche sulla prima pagina del Secolo XIX, un piano per ridistribuire i migranti, intesa tra Italia, Francia e Germania, protocollo firmato il 23 settembre a Malta, sarà coinvolto anche nell'operazione salvataggi. Entro un mese dallo sbarco sulle nostre coste i profughi dovranno essere ricollocati in Europa. Intanto Gentiloni nominato commissario agli affari economici e il Premier incassa la fiducia anche al Senato, il taglio dei parlamentari alla legge elettorale, questo è il primo passo di accordo tra PD e 5 Stelle. Ancora l'intervista al Papa, non ho paura dello scisma della Chiesa, prego che non ci sia, e la fotonotizia arriva dai vicoli di Genova, ragazzine schiave dei pusher, allarme crack a Genova. Bocciata dai prof ma promossa dal TAR, una studentessa ripeterà la maturità, un nuovo esame orale. E poi Chiavari si prepara alla nuova edizione di Chiavari Cosplay, Chiavari si prepara per il gran ritorno del Red Carpet. All'interno del Secolo, Antonio Mazzoni morto per una fucilata, l'autopsia esclude la zanna di un cinghiale, l'uomo potrebbe essere caduto mentre tentava di difendersi dagli animali provocando involontariamente lo sparo. Una difficile convivenza nell'entroterra con i cinghiali, 3 morti da gennaio. Ancora dal Secolo XIX, ma sulla costa a Lavagna, in 1000 firmano per riaprire la biblioteca, nell'elenco c'è anche il sindaco Mangiante, Lavagna, il primo cittadino, assicura una soluzione in tempi brevissimi, stiamo cercando le necessarie risorse. Pretendeva di essere visitato senza attendere il proprio turno al pronto soccorso di Lavagna, tanto da percuotere 2 infermieri e una dottoressa e ribaltare alcune lettighe. Un 24enne residente a Cogorno è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante per minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di un servizio di pubblica necessità. Ha percosso il controllore di ATP nel tentativo di fuggire alla sanzione, provocandogli lesioni guaribili in 5 giorni. Un 64enne è stato denunciato dai carabinieri di Lavagna per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, in seguito alla segnalazione sporta dal 51enne dipendente di ATP. L'episodio risale a luglio scorso. Guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante. Un 21enne residente a Lavagna è stato denunciato in seguito agli accertamenti tossicologici, da cui è risultato positivo ai cannabinoidi. Per gli altri aggiornamenti di cronaca andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuele e un saluto a chi ci segue da casa. Un 19enne residente a Milano è stato denunciato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure, poiché lo scorso luglio aveva rubato un motociclo di proprietà di un 27enne di Rapallo.
L'autore del furto è stato rintracciato anche grazie al sistema di videosorveglianza presente nella zona. Il motociclo, del valore stimato di 2.000 euro circa, è stato restituito al proprietario. 2 casi di truffa sventata dai carabinieri nel Levante Ligure, entrambe avvenute attraverso un noto sito di inserzioni online. A Lavagna sono state denunciate 3 persone, un 27enne residente a Torino, una 25enne e un 19enne residente a Taranto, i quali si erano fatti inviare 160 euro su una carta prepagata da un 53enne lavagnese per l'acquisto di 2 casse wireless e un impianto Wi-Fi, che però non sono mai stati consegnati. I carabinieri di Chiavari invece hanno denunciato un 21enne residente nelle Marche, in seguito alla querela di un 23enne di Borzonasca. Il 21enne aveva ricevuto un pagamento senza mai consegnare il PC portatile che avrebbe dovuto appunto vendere al 23enne residente a Borzonasca. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. La prossima, come sempre, andrà in onda a partire dalle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.